€1 milione per un intervento emblematico del piano di lavori per la messa in sicurezza idrogeologica del Veneto. È quasi ultimata l'arginatura del fiume Brenta a Saletto nel Padovano, in un punto in cui 2 cedimenti avevano creato non poche difficoltà al corso d'acqua. Il sopralluogo dell'assessore alla protezione civile del Veneto Giampaolo Bottacina è stato un momento anche per delineare lo stato dell'arte dell'intero piano da più di €3 miliardi. Noi abbiamo investito 750 milioni di euro negli ultimi anni per la prevenzione, abbiamo investito altri 965 milioni con fondi post VAIA per la messa in sicurezza del Veneto. È chiaro che un piano da 3 miliardi e 2 richiede ulteriori altrettanti lavori. Si parla di lavori come questo, interventi di carattere medio, consolidamenti arginali, ma si interviene anche con bacini di laminazione, opere da decine di milioni di euro e anche con interventi di manutenzione ordinaria. È chiaro che se ho un piano da 3 miliardi e 200 milioni di euro per mettere in sicurezza il Veneto, e ricordiamo sempre a tutti i cittadini che il rischio zero non esiste, noi possiamo mitigarlo al massimo e questo piano serve a quello, ma ne abbiamo realizzato meno della metà. Tanto è stato fatto, ma ancora c'è molto da fare. Stiamo recuperando decenni di mancati interventi del passato e ovviamente è difficile recuperarli nel giro di 2 o 3 anni, ci vorrà qualche anno, ma la strada intrapresa è quella giusta. Perché dico che è quella giusta? Perché abbiamo avuto le conferme di questo anche nel 2020. Nel 2020, fra il 5 e il 6 dicembre del 2020, abbiamo registrato precipitazioni piovose in Veneto superiori a quelle del 1966, quando in Veneto ci furono 100 morti, e precipitazioni maggiori rispetto a quelle del 2010, quando mezzo Veneto si allagò. Eppure non ci sono stati né i 100 morti del 66 né mezzo Veneto allagato. Inizia la stagione estiva e le acque di balneazione sono tutte di ottima qualità. I monitoraggi dicono che il 91% dei punti di monitoraggio hanno un livello di qualità dell'acqua che è eccellente, quindi siamo veramente in una posizione positiva dal punto di vista della fruibilità delle nostre coste e dei nostri laghi. E di questo c'è conferma anche da parte di altri soggetti che stanno facendo questi monitoraggi in parallelo. Mi riferisco a Legambiente con Goletta Verde e ci troviamo d'estate di solito a confrontare i nostri dati con i loro, ma i loro dati confermano che effettivamente la qualità delle acque del Veneto è una buona qualità.